Buona domenica a tutti quanti voi che ci seguite da casa, ma soprattutto ai nostri numerosissimi ospiti che anche oggi ci verranno a tenere compagnia. Partiamo subito nel salutare Francesco Manna, il presidente di Cosenza Nuoto, che sta per raggiungermi. Avremo con noi Giuseppe Giudice Andrea, avvocato, Alessia Spagnuolo, finalista Miss Italia 2018, ve la ricorderete tutti, era la Miss Italia con Marsupio. Angelo Maiolini, imprenditore digitale, e Cataldo Minò. Tutto questo a Tennellode fra pochissimo. Bene, fatemi intanto rilassare perché qua siamo abbastanza abbottonati. Oh no, infatti, quindi fatemi rilassare un attimo con il nostro caro Francesco che è venuto a trovare. Come stai intanto, Francesco? Bene, e grazie sempre. Senti, come procedono i tuoi progetti? Partiamo subito. Noi siamo partiti con Tennellode nella prima puntata. Sì. E ricordiamo ai nostri telespettatori che ci fa piacere raccontare, come dire, le eccellenze del nostro territorio. E tu sei una di queste, sei una che in questo territorio calabro stai facendo tanto con il tuo progetto legato al nuoto, quindi la possibilità di nuotare nel lago. Ma di tutto questo ne parleremo fra un minuto esatto. Il tempo di salutare i nostri opinionisti, Antonio D'Amico, Raimondo Pace oggi è con noi e la nostra bellissima, e come dice Antonio D'Amico, irriverente Vincenza Gallo alla Social Room. Ciao Vincenza. Buon pomeriggio Giuseppe, ricordiamo al volo ai nostri telespettatori che possono contattarci tramite WhatsApp al 345 92 11221 oppure addirittura potete telefonarci allo 0984 41720 per interagire direttamente con noi. Bene, Antonio, com'è andata questa settimana? Settimana stressante a livello lavorativo, ma molto proficua per i miei progetti lavorativi. Bene, e allora in bocca al lupo come sempre per tutte le tue attività. Raimondo, un piacere averti oggi con noi. Raimondo, per chi non lo conoscesse, anzi ti lascio presentare a te, Raimondo, la tua figura. Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Sono un maestro yoga e un massaggiatore, un operatore olistico a tutto tondo, a cui piace anche interessarsi molto di scienza, chimica, fisica, medicina. Bene, e oggi avremo il piacere di interloquire con tutti i nostri ospiti, dove sicuramente la materia non mancherà per essere toccata. Partiamo proprio dallo sport però. Francesco, abbiamo detto che la Calabria è ricca di tante bellezze paesaggistiche, naturalistiche, quindi a questo punto approfittiamone, utilizziamole per far sì che ci sia un ritorno anche di marketing territoriale, no? Quindi ci sia la possibilità di dare spazio ai turisti, di venire in Calabria, divertirsi e soprattutto rimanere allenati. Tutto questo come? Guarda, come ben sai il lago è stato una manifestazione dove ha caratterizzato questo connubio tra sport, territorio e tante persone locali. Poi vedere la nostra natura attraverso il Parco Nazionale della Sila, il lago Arvo, insomma non è di poco conto, e quindi si è pensato di rilanciare, come abbiamo detto già più volte in una manifestazione a livello internazionale, dove già abbiamo le autorizzazioni del Comune, il supporto della Regione, Parco Nazionale della Sila, A2A che è il gestore del lago. In più si sta aprendo attraverso Destinazione Sila un progetto dove coinvolge tutti gli operatori turistici locali. Bene, io chiederei alla regia gentilmente di mandarci delle immagini che abbiamo nel nostro archivio legate proprio al lago. Eccole qui, grazie regia. Il lago quindi diventa un'attrazione turistica, ma soprattutto la possibilità di continuare a fare sport. Ma prima di arrivare a tutto questo, Francesco, noi abbiamo toccato quasi in una delle prime puntate di Tennellode una problematica importante, cioè le piscine ferme,
causa Covid si è fermato il mondo, tra cui le piscine. Oggi volevo sapere da te qual è il risvolto, cioè siete ancora fermi, sono partiti quei campionati che dovevano partire, almeno la Serie A mi sembra che doveva partire. Allora, la Serie A per quanto ci riguarda riparte la prossima settimana, così come si aprirà la piscina comunale di Campagnano, però ricordiamo solo e soltanto per quanto riguarda l'attività agonistica, non si può aprire al pubblico. E poi subito dopo si aprirà la piscina di Vibo Valentia, quindi c'è una fase di riapertura. Questo ci fa ben sperare, ecco, anche perché ci auguriamo che questi vaccini vengano velocizzati il più possibile per permettere anche agli atleti di svolgere nella totale più sicurezza la loro attività. Bene, Antonio, perdonami, tu che sei sempre addentrato nelle materie, soprattutto del terzo settore, le associazioni, che poi in gran parte credo che questo sia un settore che viene gestito attraverso l'associazionismo, no Francesco? Sì. I vari soci, i vari club, cioè le piscine ferme. C'è la distinzione tra i centri sportivi, dilettantistici, che comunque rientrano nella nuova normativa del terzo settore, anche se è tutto ancora aleatorio perché il RUNS ancora non è pronto, lo Stato italiano ancora non ha istituito questo famoso registro a regime, quindi comunque anche le società sportive rientrano. Però una cosa volevo chiedere. Nel frattempo queste piscine volevo chiedere una continuano cosa, ad avere anche delle perché difficoltà. per fare un po' di chiarezza con il pubblico che ci ascolta. Domani noi rientriamo in zona gialla, con la zona gialla c'è la possibilità di poter fare le attività sportive nei centri sportivi, ma capire l'attività nel centro sportivo, quindi un ragazzo può venire domani a rifare sport nel centro oppure no, perché comunque non è molto chiaro ancora nei vari dettami che ci mandano settimanalmente dal governo e dalle istituzioni, quindi non si riesce a capire, pure per essere un pochino più diciamo pragmatici e pratici, perché comunque si parla già da più di una settimana che si può rifare sport solo nei centri sportivi. Capiamo anche come si svolgono questi allenamenti. Allora, si può svolgere attività agonistica solo e soltanto essendo tesserato attraverso la federazione o enti di promozione. C'è una lista del CONI dove dice quali federazioni possono partecipare, quali enti di promozione possono partecipare, però queste devono avere una finalità agonistica con un campionato o un evento nazionale. Quindi se tu ti alleni per quell'evento puoi svolgere attività agonistica, se no no, in questo momento. Sì. Deve essere legato a una manifestazione. Per esempio la Serie A di pallanuoto si allena, quindi può venire in piscina perché c'ha il campionato. I master di nuoto possono venire perché svolgono un'attività legata a un campionato italiano, non regionale. Cosa ne pensi delle varie iniziative prese in regione da molti primi cittadini? Il fatto di poter dare la possibilità ai ragazzi di utilizzare degli spazi aperti anche dei vari centri, tipo fare sport, palestre e quant'altro, visto che le palestre sono chiuse, non si può ancora andare in palestra, quindi il poter far avvicinare di nuovo i ragazzi all'attività sportiva è un bene, quindi utilizzare questi centri sportivi oppure è limitato? Allora, cioè, non so se mi sono... Io penso che lo sport deve essere concepito in maniera salutare, quindi quello che fa parte e che possa aiutare sia a livello psicologico che fisico i nostri ragazzi e gli atleti vada fatto. Come vada fatto, quello poi è un altro discorso, perché non tante, grazie a Dio, ci sono delle strutture che risultano chiuse, per esempio, agli organi delle federazioni, in modo che non arrivano i controlli, però poi dopo in realtà praticano sport. Sì, l'abbiamo visto in queste settimane. Ma questo vale, diciamo, è un evento, però poi uno si deve fare la domanda, perché una persona rischia così tanto? Perché magari non ce la fa più a sopravvivere e quindi rischia l'apertura per una questione anche di sopravvivenza. Quindi bisogna trovare anche un giusto equilibrio, secondo me,
così come è stata fatta la proposta di una persona a corsia in una struttura, in una piscina, è riduttivo, cioè non aprirà nessuno, certo, così. non ce la farebbero No, nemmeno i costi, è chiaro, è quello. improponibile. Ma poi rimanendo in tema anche di yoga, visto che abbiamo anche il maestro, qui si tratta di concentrazione, ragazzi, cioè la gente si deve concentrare per un allenamento del genere, si tratta di allenamento soprattutto mentale. Coach, mi dai ragione su questo? Allora, una sana attività fisica abbinata ad una sana dieta e all'eventuale meditazione aiuta a rinforzare il sistema immunitario, permette alla maggior parte delle persone di passare il virus come una passeggiata. Certo. A quel punto bisogna fare attenzione a soggetti fragili. Tipo, personalmente ho una mamma di 87 anni a cui devo fare attenzione. Non mi permetto neanche di farle una carezza se prima non ho lavato le mani. Certo. Dobbiamo essere poi noi Che idea bravi ti sei fatto, Raimondo, di questa situazione, ecco, piscine e palestre? Qual è la tua idea? Secondo me è stato totalmente sbagliato tagliare le gambe all'attività fisica, in quanto aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Quindi una sana attività fisica fatta con le giuste precauzioni avrebbe aiutato. Bene. Giuseppe, se mi permetti, sì, cominciano ad arrivare i primi messaggi e prego, diamo voce ai nostri telespettatori nell'immediatezza. Presidente Manna, c'è chi dice, riportando proprio le frasi di alcuni, tra cui ad esempio il presidente nazionale del sindacato della FSSI, il governo non tiene in alcuna considerazione il mondo delle attività sportive, ormai chiuse da un anno. Il nostro è un settore che produce lavoro e salute e va considerato come comparto essenziale dell'economia. Il nostro telespettatore giustamente aggiunge non soltanto dell'economia, ma anche e soprattutto, come abbiamo detto finora, della salute e del benessere psicofisico di ognuno di noi. Diciamo, tirando proprio le somme, lei si è sentito dal punto di vista ovviamente dei poteri forti tutelato in questo, oppure anche lei auspica pian piano questa sorta di apertura e di ritorno all'attività fisica, anche perché parliamo adesso delle piscine che sicuramente, fanno notare i nostri telespettatori, non sono nemmeno delle palestre, dove nulla mi vogliano ovviamente le palestre, dei luoghi chiusi. Nella piscina bene o male c'è un ricambio d'aria completamente differente e poi si sta in acqua, quindi si potrebbe realmente pensare, a prescindere dai tesserati, ad una riapertura prossima. Si può, secondo me sì, si può pensare a una riapertura. Aspettiamo questo 5 marzo con fiducia, sapendo che ancora non si può aprire come era prima. Su questo non c'è dubbio. Però quello che manca oggi è la certezza, cioè noi non abbiamo la certezza, magari apriamo, poi dopo ci richiudono, poi ci riaprono. Invece se si riuscisse a stabilire una linea, nel senso che si è deciso 7 metri quadrati di acqua a persona e noi ci adeguiamo a quello che è. Il problema è che magari dopo 15 giorni, 20 giorni ricambiano i dati e quindi c'è di nuovo una chiusura. Come ben ha detto, la palestra e la piscina c'è una grande distinzione a livello di costo di mantenimento. Bloccare una piscina non è come chiudere un campo di calcetto o chiudere una palestra. E stessa cosa è riavviarla. Però nello stesso tempo, Presidente, perdonami, c'è una condivisione della stessa acqua. Come no? Quindi è lì forse il problema. Ma l'acqua è clorata, è riciclata. La maggior parte, diciamo, quando noi ci andiamo a lavare le mani o disinfettiamo, là c'è cloro. Quindi bisogna stare attenti poi dopo, no? Oppure, come dico, stiamo facendo molte riunioni prima della riapertura con i ragazzi. Cioè noi facciamo grandi sacrifici per riaprire, i genitori fanno grandi sacrifici perché è un costo per un genitore mandare un figlio oggi nelle strutture, però se poi quella persona non fa una vita sana e non fa una vita d'atleta, o la famiglia invita sempre gente a casa, quindi io starei attento, sì apriamo, ma stare attenti perché bisogna dirla tutta, che ci sia oggi un discorso di sicurezza al 100% non ci può essere, perché non ci può essere, però
sicuramente abbassare il più possibile questa statistica nelle strutture sportive, che ad oggi non lo sappiamo, perché noi siamo stati chiusi da sempre e i contagi salivano mentre le strutture erano chiuse. Presidente, mi permetto di farle un'altra domanda perché è appena arrivata Sì. sul nostro WhatsApp. Ha notato negli atleti, perché a quanto abbiamo capito gli atleti ad oggi stanno avendo comunque la possibilità di non lasciarsi andare troppo dal punto di vista sportivo, ma anche in loro ha notato una differenza proprio dal punto di vista mentale, psicologico? Che cosa le raccontano? C'è l'atleta, diciamo, evoluto, quindi di alto livello, che magari è stato chiuso e quindi ha sofferto sotto questo punto di vista, però è un atleta abituato mentalmente a lottare, quindi anzi nella prima apertura c'è stato anche una forma di, come dire, di positività in questa reazione. In questa terza ondata, tra virgolette, è diventato più difficile, perché non c'è stato un lockdown generale, ma è stato un lockdown mirato solo e soltanto ad alcuni settori. Quindi questo, secondo me, ha demotivato di più. Però, grazie a Dio, tra la famiglia insomma, e la società siamo stati molto vicini agli atleti. Quindi questo l'ha aiutato. E chi non è abituato invece ad avere questa positività fatta anche ovviamente di lotta, in accezione ovviamente positiva, se pensiamo, come ha detto lei, giustamente allo sportivo, no? Che già per come dire, complessità sua mentale è abituato al sacrificio, e chi invece non è abituato Bisogna ripartire, quello è il messaggio, ripartire in sicurezza, però bisogna ripartire, perché più passa il tempo e più ci saranno danni. Vai Antonio, Ma poi credo dopo che la ritorno. difficoltà sia anche nei professionisti, perché se noi prendiamo l'esempio lampante della Pellegrini, cioè lei pubblicamente disse: io per mantenermi, cioè, ho sperimentato esercizi inauditi a casa. Cioè lei nuotava sul pavimento, cioè, per non perdere l'elasticità e il ritmo. Poi dalla sua testimonianza, perché comunque come sappiamo la Pellegrini è stata affetta dal Covid, è guarita, però leggevo e sentivo da alcune sue interviste che la difficoltà dopo il periodo di malattia è stata alta, perché comunque anche se è lieve va a toccare sempre l'apparato respiratorio. Poi uno che nuota, c'è la sua forza primaria, principale, è la gabbia toracica, lei me lo insegna, quindi comunque sta tutto nel cervello, presuppongo. Antonio, guarda, proprio su quello che stai dicendo, Sì, perché poi abbiamo veloce ultima domanda dalla social room, così Vincenza una poi domanda Grazie. per il maestro yoga, in realtà è arrivata proprio insieme a quello che giustamente Antonio stava facendo presente, ma lo yoga riesce in qualche modo a supportare anche psicologicamente, oltre che fisicamente, le persone che banalmente mi chiedono stanno a casa? Cioè, mi spiego meglio, sarebbe possibile fare una sorta di gruppo yoga virtuale? Sì, è qualcosa che ho già fatto e a cui anche tu hai partecipato durante il primo lockdown. Lo yoga aiuta tantissimo e rende la muscolatura forte ed elastica. Ovviamente bisogna farlo per gradi in base alla preparazione di chi lo sta praticando. Là poi ci sta la bravura di capire con chi hai a che fare e fargli fare gli esercizi giusti. È un'ottima preparazione di base per qualunque disciplina sportiva. Abbinato alla meditazione rafforza tantissimo anche il sistema immunitario, in quanto lavora su tutto quanto l'individuo umano. Noi non siamo solo il corpo, siamo fatti anche di qualcos'altro che è sovrasensibile. E ci si mette in contatto con questa parte sovrasensibile in modo da far funzionare tutto assieme. La parola yoga significa unione, Certo. che è unione di corpo, mente e spirito. Quando riusciamo a far funzionare tutto assieme, tutto il nostro organismo funziona meglio. Giusto oggi leggevo di un docente di fisica dell'Università di Catania che studia queste cose, cioè il rapporto che c'è tra sistema immunitario, ghiandola endocrine e sistema nervoso, e diceva che è tutto un complesso unico di cui non si sa a livello occidentale, a livello scientifico, quale sia il reale funzionamento.
Lo yoga questo lo spiega in questo meccanismo del flusso energetico Bene. che fa funzionare il tutto. Grazie Raimondo per il tuo prezioso consiglio. Ma Antonio forse ricorda bene dalle prime puntate, noi stiamo dicendo una cosa fondamentale, cioè la gente dopo, mi auguro che questa pandemia finisca domani, ma dopo saranno tanti gli altri risvolti negativi purtroppo, oltre al problema legato alla salute, quindi il problema sanitario, ci saranno tanti altri problemi, quelli legati al fattore psicologico, quelli legati alla crisi come dicevi tu, però nello stesso tempo, Francesco, caro Presidente Manna, bisogna tenere i nervi abbastanza fermi, abbastanza Dobbiamo saldati, perché essere sennò veloci. Siamo in un periodo di transizione, accogliamo benevolmente ormai quello che il Signore ci ha mandato con questa pandemia, però dobbiamo essere positivi nel senso puro della parola e ripartire velocemente, perché se non ripartiamo velocemente lo sport, lo spettacolo, il cinema, il teatro, l'economia a proposito di sport, non riparte. Fammi, prima che andiamo in pubblicità, Francesco, come sta procedendo l'organizzazione del campionato sul Lago Arvo? Cioè ripartirà, vi hanno fermato, vi hanno bloccato? No, abbiamo stabilito già la data, già che è la terza settimana, si svolgerà nella terza settimana di Se ripartiranno giugno. naturalmente gli Se eventi. partiranno, sì. Gli eventi. Però Quindi la programmazione è partita, la programmazione nazionale. Nella programmazione nazionale facciamo parte anche noi nella terza settimana di giugno. Quindi l'evento si farà. Sulla carta c'è. Sulla carta c'è. E non solo. Non solo. Io dico sempre, se siamo riusciti l'anno scorso, che era sicuramente una fase con un punto interrogativo più grande rispetto a quest'anno, sono ancora più fiducioso il 2021. Bene, a questo punto, Francesco, se ci sono altre cose da aggiungere su questo progetto e ce ne vuoi parlare, ci fa piacere, noi saremo qui, seguiremo comunque l'evento insieme ai nostri opinionisti, insieme ai nostri... Una delle vasche più belle del sud Italia, che è il Campagnano, è stata sede in passato anche di grandi gare importanti. Sì. Credo che il Presidente, dopo sta benedetta pandemia, risolleviamo la Calabria, candidiamoci a qualche Cosenza mi grande pare che evento. anche una squadra in Serie A di nuoto, o mi sbaglio? Abbiamo avuto la Serie A1 di pallanuoto maschile, la Serie A1 di pallanuoto femminile, e oggi siamo in Serie A con la femminile, ancora oggi. Ma secondo te è difficile alle nostre latitudini raggiungere e mantenere risultati poi così importanti? È più difficile, sì, al sud è più difficile, la realtà è questa, però il nostro obiettivo è quello di partire dai settori giovanili e quindi con tutte uomini e donne della Calabria far crescere i nostri atleti in modo di essere pronti di affrontare un campionato con minor costi possibili e con la fortuna di far uscire qualche ragazza fuori dalla Calabria e perché no entrare in qualche corpo finanza e carabinieri, così come i nostri tuffatori sono riusciti. Ricordiamo che abbiamo avuto un grande atleta sul Lago Arvo un po' di tempo fa e spero ritorneranno questi grandi nomi. Penso di sì e verrà anche Paltrinieri come testimonial di questa manifestazione. Straordinario. Posso Prego, fare una Antonio. domanda un po' di gossip sportivo? Che ne pensa del decreto di pochissimi giorni, finalmente la rimessa a punto del CONI, quindi viene di nuovo, c'è lo stacco dalla politica? Rischiavamo di perdere i colori olimpici, rischiavamo di perdere la partecipazione. Essendo lei uno la sua struttura è una struttura del CONI, giusto? Dico, è affiliata, è comunale, come diciamo. Sì, comunale, però comunque fa parte sempre del circuito del CONI. Il rischio c'è stato ed è stato serio, molto serio. Io qualche giorno prima ho avuto la fortuna di essere ricevuto dal Presidente e parlavamo proprio di questo, di questa difficoltà. È stata una vittoria importante, ma per tutti gli sportivi e per tutto il movimento. Immaginiamoci un Tocci magari che si presentava alle Olimpiadi
senza l'inno, Sì, senza perché la tuta italiana. si rischiava di presentarsi senza la bandiera e senza l'inno Sotto il nome italiano. del CIO, andavano sotto il nome del CIO e non sarebbe stato sicuramente una bella presentazione, anche perché noi facciamo parte dei G6 a livello Sì, ma c'era sportivo. anche a rischio Cortina, perché comunque non dimentichiamo che abbiamo le Olimpiadi invernali da prossime, quindi comunque era un grande... Anche lo stesso Presidente è un componente CIO, quindi CIO, sì. è stata una cosa veramente delicata e che poteva essere risolta molto tempo prima. È partita 2 anni fa questo tipo di problematica. Comunque risolta bene. Bene, a questo punto un in bocca al lupo a tutto il mondo del nuoto, a Francesco, insomma, i suoi progetti, tutto quello che porterà avanti, sicuramente, come abbiamo detto prima, con tanta difficoltà, ma con tanta anche positività, come ha detto il nostro maestro di yoga, quindi con tanta positività che porteremo E dentro. con tante sinergie soprattutto, perché certo. da soli non si va da nessuna parte. Questo Verissimo. è il messaggio che mi permetto di dire. Noi credo che abbiamo 1 minuto esatto, quindi non so se Alex ci vuoi deliziare con un brano musicale. Vi lasciamo in compagnia del nostro Alex Perciabosco, compagno di viaggio sempre ogni domenica. Prego Alex. Masquerades, we're walking the moonlight. You like the shades, you love with just a sight. You look like Nostradamus, unfortunately not as famous. Passing fast and nervous, you can't stop. Lunatic, and you're aristocratic. Lunatic, and the strangest logic. Bellissimo pezzo, anni 80, Giuseppe. Buona domenica a tutti, benvenuti. Eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato. Da quanto di te sono tanto innamorato. Canto anche se sono stonato, perché sono letteralmente impazzito per te. E senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara, temo di
Bravissima, fantastica, bravissima Michelle, grazie a Dio. E come ha detto il pezzo, se ci piace la tua voce noi rispondiamo proprio sì, Grazie. sì, tanto. Grazie Michelle, anche tu dalla scuderia Voce Produzione, grazie per essere stata con noi, speriamo di vederti anche in una prossima puntata, va bene? Va bene. Grazie Michelle. E noi andiamo avanti, continuiamo il nostro programma. Come avete visto dobbiamo rispettare delle misure, delle distanze, eccetera. Io sono già, come dire, al mio posto perché sta arrivando il prossimo ospite che è l'avvocato Giuseppe Giudice Andrea. Intanto prima di far accomodare il nostro ospite, Antonio, che voce sta Michelle, Piccolina, peperina, quando io oggi pomeriggio quando sono arrivato me la sono trovata davanti, tutta frizzante, premettendo che pensavo che era la mamma che cantava, che cantasse, invece era lei. Comunque bella frizzante. Bravo Alfredo di e grinta, brava positività, Cecilia. visto quanta ce n'è. E oggi sarà una giornata veramente bella per i nostri cantanti, per i nostri musicisti, ci sarà anche una dopo sorpresa. domenica scorsa abbiamo avuto Dicevi? l'ultima, dopo domenica scorsa oggi si dovrà superare la Voce Produzione perché abbiamo avuto una bellissima interpretazione nella parte finale con i ragazzi della scuderia. Sì, fortissimi, uno sicuramente uno dopo l'altro, ma oggi ci sarà anche una sorpresa per qualcuno, non posso svelarvi altro. Fatemi accomodare intanto l'avvocato Giuseppe Giudice Andrea, che so che è appena arrivato. Benvenuto. Grazie. Benvenuto avvocato. Ecco, sì, ci diamo giusto Bentrovati. un piccolo cenno di saluto. di saluto. Che bello averla qui con noi. Grazie a voi, davvero. Questo ci fa veramente piacere. Io devo ringraziare di questo uno dei nostri validissimi, ecco, anche Sono io che aiuti, devo ringraziarlo doppiamente, sì. che è Francesco Turco, direttore di palco, assistente anche di studio, uno dei nostri autori. E fra l'altro mi ha incuriosito una cosa molto bella, ha detto io devo invitare questa persona perché ti racconterà una storia molto bella sulla mamma. E io mi aspettavo, dico, allora oggi parleremo con l'avvocato perché so che lei fa anche politica, parleremo di politica, invece no, oggi lei è qui per rilassarsi e per raccontarci questa storia molto bella, fra l'altro, che appartiene a sua mamma. E io volevo partire da un pezzo della sua biografia che inizia proprio così: sono nato a Cosenza nel 1967, il 7 febbraio, era martedì di carnevale, uno scherzo simpatico per la mia grande famiglia allargata, il sesto figlio, 4 femmine e 2 maschi, di mamma Rita Pisano e papà Tommaso Giudice Andrea. Larga la famiglia perché eravamo in 13. Quando ci si sedeva a tavola a pranzo, a cena, era sempre Natale in buona sostanza, e a Natale si arrivava nei tempi felici a contare anche 30-40 persone, i parenti stretti, perché è una famiglia davvero, alcuni dicevano patriarcale, in realtà è sempre stata matriarcale perché le donne nella nostra famiglia hanno dato un impulso di linea molto molto importante, a partire da mia madre ma anche mia nonna, le mie zie. Partiamo proprio da sua mamma. Lei è figlio di Rita Pisano, la giovane figlia della Calabria ritratta da Picasso. Sì. Cioè, che significa essere il figlio di Rita Pisano? È, diciamo, lo dico spesso, un bel macigno leggero da portare perché comunque è importante, non è un peso perché apre un sacco di porte, dà la possibilità davvero di essere conosciuti anche laddove non ti conosce nessuno. Io non ho motivo di non affermarlo, in qualsiasi posto della Calabria io sia stato per un'iniziativa politico-pubblica, alla fine di quell'iniziativa c'è sempre qualche persona più in là negli anni che si avvicina, spesso timidamente, a ricordarmi, per abbracciarmi, che erano amici di mio padre o di mia madre, ed è una cosa davvero bella. Fa onore, ecco, questa cosa. È un peso, perché ci puoi rimanere schiacciato poi sotto questo tipo di presenze che sono non assolutamente ingombranti. Devi comportarti nella vita quotidiana di tutti i giorni in maniera tale da non fargli fare brutta figura, questo sì. Bene, vediamo insieme la foto di Rita Pisano e poi mettiamo a confronto. Eccolo qua. Allora, no, questo è il ritratto. Questo è il ritratto che nel 49 gli fece Pablo Picasso in un piccolo ristorante romano, di ritorno da un'assemblea internazionale dei partigiani della pace che si era tenuta a Parigi. Mia madre era stata accompagnata a soli 23 anni da Michele De Marco, Ciardullo e da una delegazione di altri componenti dell'ex Partito Comunista a rappresentare le contadine calabresi. Tenne a Parigi a 23 anni a piedi scalzi su
un palco enorme, un comizio che era la terra, non la guerra. E di ritorno da quell'assemblea dove Pablo Picasso era il presidente dell'Assemblea dei Partigiani per la Pace, la riconobbe in questo ristorante e su suggerimento di Carlo Muscetta, su un pezzettino di carta, su un pezzettino di Moleskine, tratteggiò questo meraviglioso schizo che denominò la Genfide Calabra, che venne però sottratto da Muscetta, non lo diede mai a mia madre, perché non siamo in possesso del quadro, è di proprietà della famiglia Muscetta, e credo che lo abbia la figlia adesso a Torino. E suo padre in tutto questo non era un po' geloso di questa... No, mio padre aveva sposato una donna un po' più grande di lui, di 5 anni più grande di lui, lui racconta nei suoi libri che era di una bellezza entusiasmante, e dall'inizio aveva capito che non poteva essere geloso di mia mamma, perché mia mamma era una personalità prorompente, non gli avrebbe consentito neanche di esserne geloso, neanche di dargliene motivo poi alla fine. Bene, Antonio, sapevi tu di questo quadro e di questa donna? No, non ero a conoscenza, però molto affascinante la storia. Poi comunque il presidente greco, cioè conosciutissimo, quindi la storia della parte femminile della famiglia greco mi accattiva tantissimo, cioè bella, molto affascinante il tutto. Poi il fatto dell'essere lì a Parigi in occasione Sì, immaginatevi nel 1949, 5 anni dopo la fine della guerra, 4 anni dopo la fine della guerra, una ragazza di soli 23 anni che va a attendere un comizio a Parigi, parte da Pedaci dove non c'erano neanche le strade asfaltate. L'immagine più forte dal punto di vista evocativo di questa sua partecipazione a Parigi è proprio il fatto di essere andata lì a rappresentare le contadine calabresi con una dignità enorme, facendo un discorso in francese da autodidatta, perché mia madre aveva la terza media, quindi non era diplomata al liceo, e la sua cultura poi aveva cominciato a farla grazie al Partito Comunista, che all'epoca forniva la possibilità di seguire le scuole. Avvocato, mi ha aperto un cassetto, io adesso le dico una cosa che so che le farà tanto piacere. Grazie. Tra l'altro in contemporanea mia mamma, perché di questo si tratta, ha mandato un messaggio proprio ora, quindi io glielo leggo. E lei deve sapere che conosceva i miei bisnonni, io sono la nipote di Mastro Ginuzzo, Eugenio Dionesalvi, Francesco Dionesalvi, mio nonno, caramba che sorpresa. E mia mamma scrive un messaggio bellissimo che io le leggo, dicendo che ha trascorso anche dei Natali probabilmente a casa sua, che ha un ricordo meraviglioso di tutta la sua famiglia, tanto di suo papà quanto di sua mamma, persone assolutamente splendide e facente veramente parte della Cosenza per Bene, ricca di valori. Quindi, grazie davvero di cuore. Grazie da parte mia e da parte insomma di tutti quanti, perché ha aperto veramente un bellissimo cassetto. Queste sono le cose che a noi fa piacere ricordare e di cui fa tanto onore parlare, perché come ha detto lei sono pesi poi che si hanno sulle spalle, ma se leggeri. Pesanti forse per noi che li abbiamo vissuti, che li abbiamo viste, però belli anche da mostrare, sono dei bagagli di tradizione vere, quindi grazie. Grazie a voi. Piccola polemicuccia però rispetto all'intitolazione di una scuola che era intitolata a sua madre, e invece cosa è successo? Credo che si sia trattato di una distrazione, perché come ho detto poi nel momento in cui ti toccano i nervi scoperti magari riesci a scrivere anche delle cose che vanno sopra le righe. La verità è che questa scuola era intitolata a mia mamma, prima come scuola media, poi è diventato istituto comprensivo e l'intitolazione era rimasta, da che siamo riusciti a fare la fusione di 5 comuni, non so se voi lo sapete, a Casali del Manco 5 comuni si sono uniti in un comune solo. Quel plesso scolastico, quell'istituto comprensivo è diventato parte di 2 istituti comprensivi più grandi e si è perso il nome, almeno dal punto di vista burocratico. Recentemente però abbiamo visto togliere via anche la tabella che portava il suo nome, e avvisati sulla rete da qualche cittadino pedagese che adora mia madre, come ha potuto vedere lei, ed è la cosa bella e il peso nello stesso tempo, ci ha allertati. Io lì non ho potuto fare a meno che di intervenire. Devo dire che
La minoranza dell'amministrazione di Casale del Manco ha immediatamente individuato quale fosse la strada burocratica per reintitolare l'istituto comprensivo a mia madre, così come era fino al 2017-2018, e ritengo, voglio sperare che anche la maggioranza segua questa strada, anche perché non ci sarebbe motivo di a Pedace, che è a Casale del Manco, che è il territorio nel quale lei è nata, cresciuta, ha combattuto, ha vissuto le sue battaglie, è ricordata anche dalle pietre, sarebbe assolutamente assurdo far perdere questa intitolazione, ma non per noi, io lo Avvocato, mi ribadisco. perdoni, la interrompo solo Sì, un secondo, perché mi fanno segno dalla regia che c'è una telefonata in linea, quindi penso che riguarda questo argomento. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, io mi chiamo Chiarello Giuseppe Sì. e volevo dire qualche cosa su Rita Pisano, una grande donna. Che bello, quindi possiamo, avvocato, il bello della nostra carità. diretta domenicale. Prego, signor Chiarelli. Sì, Mi sente? sì, senti. Prego, cosa voleva raccontare ai nostri Buonasera, telespettatori? ti Prego. chiedo scusa, quanto... Sì, per carità, quanto Rita Pisano, grande donna, e adesso che state parlando mi sono messa a piangere. Io facevo il sindaco in un paesetto della provincia di Cosenza, Scala Coeli, Scala Celi. Scalacelli, conosciamo benissimo e salutiamo tutti gli amici di Scalacelli, certo. Grazie Gioia. Ero giovanissimo e lei, avendo letto sull'avanti la mia breve storia, partì e mi venne a fare un comizio. Mi abbracciò e ancora adesso chiedo scusa perché mi commuovo. Guardi, io le mando l'abbraccio dallo studio e questo applauso ringraziandola per aver chiamato. Ha fatto commuovere tutti quanti noi. E mi disse Giuseppe, qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa, sappi che io ci sono. Una donna coraggiosa, una donna con sani principi, non la dimenticherò mai. Ancora ho una fotografia sua, c'ho qualche scritto suo, veramente caro avvocato, scusi che ti chiamo Giuseppe, che ti chiamo Giuseppe, perdonami. Sindaco, sei uno di famiglia praticamente. Mamma. Hai avuto una mamma veramente coraggiosa, che credeva nella politica, credeva nella gente e ti abbraccio. Grazie infinite, credimi. ricambio l'abbraccio. Spero di potervi venire a trovare a Scalaceli quanto prima, Sindaco. No, adesso mi trovo a Catanzaro. È meglio che è più dritta la strada. Sì, e mi farebbe tanto piacere, credimi, abbracciarti, abbracciare te e scusami e perdonami se parlo col tu, no, anche perché ho una certa età. Deve. Comunque, ripeto ancora, hai avuto una grande mamma. Grazie infinite. Hai avuto una donna veramente, che ce ne sono poche, inutili che parlano adesso. Lei credeva nella politica, credeva nella gente e amava tanto il suo paese. Vi abbraccio tutti e chiedo scusa. Grazie infinite, Sindaco. Ma assolutamente no, anzi ci fa piacere se lei continua a rimanere sintonizzato sul 10 e sulla nostra emittente, se può lasciare, poi appena stacchiamo la linea, ecco, la diretta con lo studio, la metteremo in contatto con un nostro assistente di studio e lascia il suo contatto perché poi l'avvocato vuole comunque richiamarla in maniera privata. Di quelle donne non ce ne sono più, credetemi. Una donna umile ma tanto preparata. Grazie. Vi abbraccio a tutti e chiedo scusa per il disturbo. Assolutamente no, rimanga comunque sintonizzato sul 10 e intervenga quando vuole. Ecco il bello. Grazie infinite. È così che succede dappertutto. Cioè, se io faccio un comizio ad Albidona, ad Alessandria del Carretto, a Rossano, ovunque io vada,
o per mio padre o per mia madre, c'è qualcuno che alla fine con la stessa commozione ed è di una forza, dà un entusiasmo, una forza che voi non potete immaginarlo, a tentare quantomeno di camminare su quella strada percorsa con l'umiltà di sapere che quei livelli non potrò mai raggiungerli perché sono assolutamente inarrivabili per la storia, per la loro preparazione, ma sicuramente ad evitare di fargli fare brutta figura, questo sì, insomma. Bene. Noi andiamo avanti con l'intervista. Io spezzo giusto un attimo questo momento anche di emozione con un po' di musica, se Alessandro mi dà una mano in questo. Dedichiamo una canzone anche da parte nostra a un grande personaggio da te nell'Ode, ecco proprio la signora Pisano. Prego. Io ti guardo e me non lo capisco, da che posto vieni? Forse sono stati tanti posti, tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare. E chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il cielo non bastava la brigata, eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando si allungava l'ombra sopra tutta la giornata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Più ti guardo e più mi meraviglio, e più ti lascio fare. Che ti guardo e anche se mi sbaglio, almeno sbaglio bene. Il futuro è tutto da vedere e tu lo vedi prima. Me lo dici, vuoi che mi prepari e sorridi ancora. Quando il tempo non passava la nottata, eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. E anche quando si gelava, con la luna già cambiata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Almeno un bacio che sia stato mai sprecato, nemmeno un gesto così, nemmeno un bacio che sia stato regalato, nemmeno un gesto così, tanto per così. Bellissima. Mi ha ispirato questa storia, mi ha toccato veramente il cuore. Bravissimo. Sentire queste persone, mi ricordo vivo che mi sono commosso anch'io. Sei riuscito a trasferirlo benissimo. Visto anche l'avvocato abbastanza emozionato. So che abbiamo un'altra telefonata in linea. Dire che è difficile non è così. Benvenuti a te nell'Ode allora, Giuseppe. Bene, sentiamo un attimo se abbiamo... È caduta la linea, si era collegata prima. Proviamo a ripristinare il collegamento però con la telefonata. Della telefonata. Io occupandomi di spettacolo, di eventi, io sono, fra le tante cose che faccio, sono il presidente della Federazione Italiana del Teatro Amatoriale e della provincia di Cosenza. Sono il direttore artistico di uno dei più grandi eventi di teatro che è il Premio Ausonia, che è un premio di carattere nazionale. Ottimo. La figura della mamma, oltre ad essere stata una grande donna della politica calabrese, mi colpisce tantissimo perché lei è stata l'ideatrice degli incontri silani.
lei ha portato negli anni 60 e 70 uomini come Guttuso, Carlo Levi, cioè grandi scrittori, Corrado Cagli, Albertazzi. Come avete vissuto in famiglia questo altro lato della mamma? Ma lo si viveva bene perché lei era assolutamente presente nonostante i suoi 12.000 impegni, era costantemente a Roma, ma per evitare che magari ci mancasse l'affetto, a me e mia sorella Sandro, le altre sorelle ci portava con lei, per cui era comunque bello la scoperta del viaggio, degli alberghi, dei treni, vivere questa cosa insieme a sta donna che era bellissima, almeno agli occhi miei, ma a detta di tutti. E qui poi comunque le attività fatte agli incontri silani erano la consapevolezza che in quella Calabria, che sembrava ancora più arretrata di quanto non lo sembri adesso, davvero una perla, un diamante incastonato in un contesto naturale meraviglioso. Il lancio di Lorica avvenne in quegli anni. Sì, ma anche perché fra i tanti personaggi che si sono succeduti negli anni su a Lorica, negli incontri silani, Guttuso, quindi grande pittore italiano. Raffaello Alberti, per dirtene uno, tu credo che possiamo darci del tu. Ci mancherebbe. Raffaello Alberti è stato uno degli elementi più importanti del surrealismo mondiale, grande poeta, insigne pittore, è stato a Lorica e mia madre li attirava lì semplicemente in cambio di una vacanza di una settimana in un hotel e ordinava agli albergatori di mettere a disposizione l'albergo gratuitamente, ovviamente. Certo. Gli albergatori si prestavano perché diventavano quei 2 mesi degli incontri silani, perché poi era spalmato luglio e agosto, non erano 3 giorni. Sì, ma anche lo stesso Albertazzi, lei da uomo di politica lo sa meglio di me, un uomo di che Albertazzi è stato gestore del nostro teatro per moltissimi anni in Calabria, quindi comunque già negli anni averlo qui... Sì, sembrava poi tutto sommato tutto normale. Chi oggi ha grande nostalgia di quei tempi e ha nostalgia di Rita Pisano probabilmente la ha perché successivamente non c'è stato un ricambio generazionale importante. Mia madre poi tutto sommato è morta giovane, aveva 56 anni quando è volata via, quindi lei stessa non ha avuto il tempo e anche il suo partito non è che l'abbia avuto tanto bene, perché nel 75 insieme a mio padre erano stati espulsi dal Partito Comunista, quindi comunque le loro vicende politiche vissute come coppia davano grande risultato dal punto di vista della popolarità, ma suscitavano anche grandissime invidie e chi magari sedeva sugli scanni più importanti del Parlamento e vedeva avvicinarsi questa giovane donna che era inarrestabile da un punto di vista del consenso popolare, hanno cominciato ad avere un attimino paura e hanno tagliato le gambe, ma non ci sono riusciti perché a Pedace l'hanno riportata in trionfo. Ritorniamo invece a lei, avvocato. Il suo rapporto con i social? Mia moglie dice che io sono bulimico, nel senso che scrivo troppo, mi lascio andare troppo con la mano su Instagram, su Facebook, cerco di essere presente, racconto anche parti della mia vita che non sono tutto sommato legate alla politica, perché faccio vedere come cucino per esempio le torte per le mie figlie, piuttosto che quindi anche un ottimo improvviso cuoco. No, ottimo pasticcere, offendere i pasticceri, un autodidatta che non brucia le torte, ecco, questo sì, questo sì. Va bene, va bene. Video tutorial. Fai video tutorial. Li dobbiamo vedere allora. Qualche volta mi è capitato di farlo, ovviamente suscitando le ire di mia moglie che cerca di trattenere questa bulimia, però non ci riesce, quindi si è rassegnata. A proposito di social, ecco, volevo chiederti, Vincenza, se abbiamo... La mia famiglia si è scatenata oggi, giuro, stanno arrivando... Io voglio bene alla tua famiglia. Di tutto. Eugenio Di Salvi, mio zio, io lo dico perché insomma poi la storia è bella quando viene raccontata, scrive tale madre, tale figlio, quindi buono, con un cuore enorme. E poi c'è un nostro telespettatore che giustamente ci fa notare quanto la memoria, no, in questi casi sia veramente importantissima e ci ricorda che la memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé e lei questa memoria la porta più che bene. Grazie di cuore. Grazie. Ritorniamo in studio, noi abbiamo ancora qualche minuto, giusto prima della pubblicità. In questo
periodo pandemico e che stiamo ancora tutt'oggi vivendo, speriamo che insomma finisca al più presto. Anche da parte sua, cosa si sente di dire, di raccomandare ai nostri telespettatori? Credo che la speranza che questo brutto periodo ci consegnasse poi una società più compatta, più unita e piano piano si è volatilizzato dopo i primi mesi di una grande compattezza, dove con gli arcobaleni disegnavamo su tutti quanti i balconi delle nostre case che eravamo pronti a vedere che tutto quanto sarebbe andato bene. E probabilmente poteva andare peggio, ma benissimo non è andata, perché troppe persone ci hanno lasciato. Ci sono troppe tavole apparecchiate con posti vuoti nelle case dei calabresi e in tutta quanta la nostra nazione. Credo che dobbiamo prepararci a, ecco, da domani sarà zona gialla la nostra regione. La raccomandazione che mi sento di fare davvero come padre di 3 figlie a tutti quanti coloro i quali hanno l'ansia legittima di ritornare ad una vita di normalità, di riuscire a fare ciò che non è stato fatto l'estate scorsa, avere la morigeratezza nell'approccio con una quotidianità ed una normalità che dobbiamo ritornare ad avere, perché è giusto che ci sia. Io sentivo il vostro ospite di prima che ci parlava di come gli sportivi, ma nel mondo dello spettacolo la mia ambizione sarebbe quella di poter ritornare presto a teatro, a cinema, e credo che sia la speranza un po' di tutti, con le sicurezze e le precauzioni del caso. Però bisogna fare tutto quanto, non lasciatemi passare il tema, con l'eccesso di sfoggio di tarantelle, di pranzi, luculliaci. La morigeratezza probabilmente ci aiuterà a superare questo scorcio di inverno, a prepararci ad una primavera, ad un'estate che dovranno essere di libertà, ma non di libertinaggio. Grazie Avvocato, per essere stato con noi. Io per questi ricordi meravigliosi. Devo andare in pubblicità, quindi grazie e spero di riaverla nuovamente ospite quando prossimamente. volete, basta che lo chiedete a Francesco, io mi piombo. Grazie. Pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio, cari telespettatori, grazie per essere rimasti sintonizzati sul 10. Io in questo blocco ho 2 ospiti speciali. Ho Alessia Spagnuolo, che provo a sentire un attimo se la regia è riuscita già a creare il collegamento con lei. La ricordate sicuramente, finalista Miss Italia 2018, era la Miss con il marsupio, così come è stata definita. Vediamo se è in linea con noi. Ciao Alessia. Ciao, buonasera. Ecco, ti vedo abbastanza bene nel monitor. Come stai intanto? Un piacere rivederti, anche se per il momento solo tramite il monitor. Sì, infatti, speriamo di rivederci il prima possibile fisicamente. Brava, brava. Senti, intanto a casa come va? Tuo figlio come sta? Stiamo bene. È una Senti Alessia, allora prima di collegarci un po' sull'argomento, perché ti abbiamo cercata questo pomeriggio per parlare con te, faccio accomodare il nostro prossimo ospite, che è Ottavio Sirianni. Lui prima si accomoda qui con me, poi dopo ci canterà anche una bellissima canzone, quindi pregherei gentilmente di far accomodare Ottavio Sirianni. Eccolo che arriva. Ciao Ottavio, ben arrivato. Ciao, anche grazie. A te. Accomodati pure. Mondo della musica e mondo della moda insieme, 2 mondi che purtroppo in questo momento sono completamente fermi, e io parto subito dalla nostra carissima ospite che è collegata via Skype, Alessia Spagnuolo, perché Alessia, com'è cambiata la tua vita nel bene e nel male dopo l'esperienza di Miss Italia? Partiamo un po' da quell'anno lì. Allora, nel bene, diciamo, ho un po' di porte aperte a livello lavorativo e purtroppo sono stata attaccata pesantemente dagli haters via social e anche a livello linguistico, insomma, mentre ero in clinica
in alcuni programmi televisivi. Non è stato così tanto, ecco. Ecco, ricordiamo infatti anche noi quegli anni lì dove sei stata attaccata, ecco come hai detto tu, cioè dove devi andare, fai a fare la mamma, no? Erano questi più o meno gli slogan che venivano lanciati gratuitamente, giusto? Sì, purtroppo c'è un'ignoranza sociale dove non riescono ad accettare che chi mamma può anche essere una donna in carriera e può anche essere una modella, perché comunque è un'età abbastanza giovane e ho diritto di continuare a coltivare i miei sogni. Intanto, velocissima, rifaresti quell'esperienza? Assolutamente sì. Perfetto. Antonio, modella, mamma, tutte e due le cose si possono conciliare e soprattutto vediamo anche i nostri social, i nostri amici della Social Room cosa ne pensano, quindi via, scatenatevi. Intanto Antonio, messaggi. Prego Antonio. Certo, cioè si può essere mamma e si può essere anche una modella, si può essere un'attrice, si può essere una cantante. Cioè, sono due cose che comunque possono convivere tranquillamente. Non vedo questo scandalo, cioè, non trovo una linea, il perché. Il perché, ecco. Cioè, capito? Forse perché potrei trovare una giustificazione nel perché di qualche polemica su questo concorso nazionale legato sempre alla bellezza femminile, quindi alla bellezza puerile non sposata, okay? La donna, il candore della donna pura, quindi vado a leggerlo in questo senso, ma alla fin fine la polemica credo che sia una polemica spicciola. Sentiamo invece Alessia, che consigli daresti a chi ne è vittima di un odio o di un insulto così sui social? Tu e come l'hai affrontato soprattutto? In realtà ne sono attaccata ancora oggi. Io continuo ad andare avanti per la mia strada. Penso che chi spreca il suo tempo ad attaccare chi non conosce, soprattutto perché non ci conoscono, hanno soltanto una vita piena di frustrazioni e quindi niente, io vado avanti per la mia e quindi questo è il consiglio che do anche agli altri. Anche perché tu adesso stai continuando la tua carriera come modella, come testimonial, giusto Alessia? Quindi non hai smesso certamente per degli insulti così? No, assolutamente. Allora, post Miss Italia ho disattivato i social per tempo perché sentivo troppo attaccata, non essendo neanche abituata, non riuscivo a far giù il boccone. Oggi però ovviamente molto più forte di prima, quindi riesco a far scivolare tutto come l'olio e lavoro come influencer, questo è il mio primo lavoro, poi sono una modella e testimonial. Bene, sentiamo Vincenza già scalpita dalla Social Room, quanti messaggi sono arrivati in questo momento per te? Giuseppe, tanti messaggi. Alessia, per te è un piacere ovviamente conoscerti anche seppur via Skype. A dire la verità i nostri telespettatori stanno spendendo tante belle parole per te, ti dicono la passione che metti in quello che racconti è meravigliosa. Quindi mi raccomando, non mollere mai, vai avanti per la tua strada perché a noi piaci così. Quindi evidentemente Alessia, da quello che io riesco a leggere, fortunatamente cerchiamo anche di circoscrivere quelli che sono stati e che sono sicuramente i commenti negativi, perché insomma essere mamma, essere modella, come diceva anche Antonio D'Amico, penso che sia forse il connubio più bello per una donna. Mi permetto anche di aggiungere che tu ci sei riuscita, lo stai facendo, lo stai portando avanti e chapeau, perché non tutti riescono a fare quello che hai fatto tu, ma soprattutto nel modo in cui tu lo hai fatto e lo stai continuando a fare.
Grazie. Alessia, anche perché poi quanto la nascita di un figlio può cambiare anche quello che può essere il tuo carattere, ad esempio, ecco, e poi avere La nascita di un bambino in generale ti stravolge completamente la vita. Tutto gira intorno a queste piccole creature, però allo stesso tempo te la rendono molto più bella. È sicuramente molto difficile continuare a coltivare ancora quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi desideri, però io ce la metto tutta. Dai. E sicuramente mia figlia non ne sente la mancanza di me, stiamo sempre insieme. Verrò da te fra pochissimo per parlare dei progetti futuri, Alessia. Intanto ritorno con l'ospite qui in studio, che è il nostro carissimo Ottavio. Ottavio, per te ci sono tante cose pure da raccontare, ci sono veramente tante belle cose da raccontare. Intanto tu parlaci un po' del rapporto con la musica. Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziare tutta la redazione di TEN per avermi ospitato, e per me è un grande onore essere qui. E la mia musica, diciamo, nasce un po' tardi, ecco. Io ho sempre coltivato la passione per la musica sin da quando ero piccolo, però ho cominciato a studiare tardi, ho cominciato a studiare con la maggiore età. E mi esibivo, diciamo, prima di studiare canto diciamo, in vari concorsi, così, con delle band musicali, e non avevo la cognizione, diciamo, di come si cantava, come si cantasse bene, diciamo, e con una tecnica. E mi ricordo questo particolare durante un'esibizione che facevamo con i miei amici. Un membro del gruppo mi disse: Ottavio, ma perché non studi, non ti approcci alla musica però con cognizione, quindi sei arrivato anche fino a Rai Italia, perché le immagini, mi pare, questo è nel Festival della Musica Italiana di New York. Esatto, nel 2016 ebbi la fortuna di arrivare a New York nel Festival della Musica Italiana di New York, a Brooklyn. Diciamo, fui scelto dal direttore artistico di Radio Italia, Tony Vandoni, che saluto, è un grande amico, una persona. Noi dovremmo avere anche la foto insieme a Tony, vediamo se l'abbiamo in regia, la foto con Tony. Ok, vediamo adesso se la vediamo. E qual è stata invece la tua esperienza con Amici? Sì, allora, Amici, rispetto al Festival della Musica Italiana di New York, diciamo che arriva in un momento un po' troppo presto, ecco. Arriva quando... Grazie, regia. Eccola. Arriva all'età di 23 anni, ero, diciamo, un po' inaspettata come esperienza, è arrivata come un treno. Infatti non mi aspettavo di essere chiamato, diciamo, nei vari provini, perché Amici, diciamo, si caratterizza per i tanti provini, quindi, diciamo, è arrivato in un momento un po' inaspettato e non me l'aspettavo. Ci tengo a sottolineare che adesso all'interno della nostra accademia, la voce produzione di Cecilia Cesario, adesso ad Amici c'è un ragazzo, un nostro amico di tutti, Raffaele Renda. Raffaele, che salutiamo. Sì, che saluto, e che è una persona davvero molto umile, per bene, e con un grande talento, davvero. Bene, sono felice. Poi quando si creano queste, come dire, queste amicizie così vere, sincere e reali, si vede anche che il commento che tu hai fatto è uscito dal cuore. Assolutamente, ma poi io quello che penso è che l'unione fa la forza. Noi in Accademia La Voce Produzione, Cecilia è riuscita a creare un team, un gruppo di ragazzi, eccola, Cecilia è per me una persona davvero importante, è riuscita a creare un gruppo coeso, non c'è nessun tipo di egoismo, cioè lavoriamo davvero da team, da squadra, e questo è importante, fa la differenza, fa davvero la differenza. Aspetta un attimo, perché quando sale questa musica un po' così da batticuore che sto sentendo nella nostra spia monitor, no? Vuol dire che c'è qualcuno che forse ha da dire qualcosa. Tu ti aspetti qualcuno, ti aspetti un messaggio da parte di qualcuno? No, non mi aspetto un messaggio, no. Senti questa musica che sale? Possiamo sentirla, regia, la musica?
Possiamo avere l'audio più alto in studio? È un po' come un batticuore, no? Sì. Che sale, che sale. C'è come un bussare alla porta e dire a una persona quando è speciale, quando a una persona gli si dà soprattutto fiducia, quando a una persona gli si dà rispetto, quando a una persona, come diceva il grande Emerson, l'unico modo per avere un amico è esserlo davvero. Adesso al telefono abbiamo per noi una persona speciale e amica davvero per te. Pronto? Ciao a tutti. Ciao Cecilia, è un onore sentirti. L'applauso di tutto lo studio per quello che stai facendo ancora per tutti quanti noi qui, il grande lavoro che state facendo. Quindi... io ti dico grazie 2 volte. Uno perché dai davvero voce in questo periodo davvero molto difficile ai ragazzi della mia scuola e quindi io te ne sarò davvero grata per sempre. E poi perché oggi hai davanti una persona alla quale tengo davvero tanto, che è Ottavio, che oltre ad essere un grande collaboratore speciale realmente per la scuola, per me è una persona importante alla quale devo davvero il valore dell'amicizia. Ottavio è una persona speciale, umile, che lavora con il cuore pulito e non è facile in questo periodo e in questo, diciamo, ambiente trovarne di queste persone. Quindi io penso che me lo terrò davvero tanto caro, Ottavio, e lo ringrazio pubblicamente per quello che fa per la scuola e per me. Grazie Cecilia. Grazie, per me Cecilia è importantissima, come dicevo prima, mi ha plasmato, è più di una mamma, il bene che voglio a Cecilia è immenso davvero, perché mi ha dato tanto e continua a darmi davvero tanto. E adesso se ci vuoi davvero tanto bene, oggi è la puntata delle emozioni, io devo dire, Antonio? È la puntata proprio... Comunque io direi che Cecilia è più un'amica. Sì. È l'amica del cuore, è l'amica del cuore, è l'amica dello spettacolo, è quella che ti ha dato la linfa per diventare quello che stai diventando. Assolutamente sì. Poi le ha affidato una scuola, lui gestisce la sezione di San Pietro in Guarano. Di San Pietro in Guarano, sì, la nostra seconda sede. Guarda, perché ti dico questo? Perché l'amore di mamma è uno solo. Sì, certo, no, non volevo sminuire certo quello, però per me, voglio far capire proprio davvero l'importanza che ha Cecilia nella mia vita, che ha avuto e che ha tuttora, perché mi ha preso che ero un ragazzino, comunque ero... Sì, ma lo stiamo vedendo con tutti i ragazzi che arrivano qua. Esatto, sì, come lo fa con me, l'ho fatto Cecilia anche con Cecilia per loro è un idolo, è tutto, quindi si vede, si carpisce proprio dal tatto, da come loro arrivano qui. La cosa bella è che proprio tutte queste persone che arrivano da questa scuderia, io come l'ho definita sin da subito, arrivano con la stessa impronta, gli stessi valori che ha Cecilia, quindi vengono trasmessi questi valori talmente importanti, perché ricordati anche un'altra cosa, che il vero amico non è quello che viene vicino a te e ti verrà ad asciugare le lacrime, il vero amico è quello che non ti fa proprio piangere, quindi mi raccomando, seguite questa strada, seguite questo rispetto che c'è dalla parte di una persona che ti sta dando un'opportunità. Oggi ha telefonato, lei non lo fa mai, so quando anche lei è impegnata con le sue cose, quindi è stato veramente un qualcosa che ti fa onore, ci fa onore, ma ecco, non dimentichiamolo, questo rispetto, da dove si parte, soprattutto è quello che poi si costruisce, perché tu, grazie anche a lei, hai costruito davvero un qualcosa di forte e spero che stasera ce lo farai sentire qui, anzi, sentiamolo subito, perché è molto bravo e so che ha anche una grande grinta e una grande voce, non vede l'ora di cantare. Sentiamolo subito insieme al suo videoclip e poi ritorno da Alessia con Su ogni parte del cuore, giusto? Esatto. Sentiamola insieme. Grazie Cecilia, noi ti mandiamo un caro abbraccio perché so che ti vuoi gustare la diretta. Ciao, un bacio. Ciao. E guardami ancora una volta, fammi credere adesso che tutto è rimasto com'era, che non cambierà niente,
tranne le rughe sul volto, che serviranno soltanto a capire che il tempo è trascorso. E guardami adesso che non lo fai da una vita, fallo come una volta quando tutto sembrava in salita. E non provare a scappare, prova solo a capire che in amore non vince chi fugge, ma solo chi rimane. E di queste mie parole tanto non te ne fai niente, vivi in una convinzione, quella di essere più forte, ma alla fine non capisci che in amore non si vince, in amore non si vince, non si vince niente. Tra le pieghe del letto e il mio cuscino un po' sporco, ho capito che forse ho sbagliato e lo riconosco, ma troveremo la cura a tutto ciò che si è rotto, a questo amore malato che ci ha tolto il sorriso dal volto. E rispondimi adesso, fallo adesso e ti prego, non restare in silenzio, non l'accetto e non credo che vuoi buttare in un cesso questa storia d'amore e le tante promesse segnate su ogni parte del cuore. E di queste mie parole tanto non te ne fai niente, vivi in una convinzione, quella di essere più forte, ma alla fine non capisci che in amore non si vince, in amore non si vince, non si vince niente. E non siamo due soldati e questa qui non è una guerra, stai vivendo questa storia come fosse una battaglia, non sei stanca di lottare contro la tua stessa testa, non sei stanca di lottare. E di queste mie parole tanto non te ne fai niente, vivi in una convinzione, quella di essere più forte, ma alla fine non capisci che in amore non si vince, in amore non si vince, non si vince niente, in amore non si vince, non si vince niente, in amore non si vince, non si vince niente. Grazie. Grazie. Accomodati pure. Ritorno da te fra pochissimo, fammi sentire Alessia che è ancora collegata con noi. Alessia. Ci sono? Eravamo rimasti alla domanda progetti per il futuro. Allora, ce ne sono tanti, però sto cercando di coltivare alcuni miei studi sulla recitazione, quindi io spero di diventare attrice. Speri di diventare attrice? Sì, sì, sì. Beh, nel mondo dello spettacolo, ecco, qual è la donna in particolare a cui ti ispiri o che ammiri particolarmente? Allora, particolarmente fisicamente, anche a livello di intelligenza e cultura, Monica Bellucci. Beh, la grande Monica Bellucci. Noi ti auguriamo veramente di fare la grande carriera anche di Monica dalla cinematografia ai grandi eventi, no Antonio? E poi devo dire, lei ha detto una cosa bellissima, sto studiando, ho iniziato a studiare. Sempre studiare. Bisogna studiare, ecco, nel mondo dello Soprattutto nello spettacolo. bisogna studiare, è inutile continuare a raccontarci, poi c'è la raccomandazione, esistono anche queste cose, però nello stesso tempo tanto la raccomandazione abbiamo ci deve visto, essere la come preparazione comunque di base su ogni cosa, se no non... Abbiamo visto come in passato siano nati personaggi aleatori durati un nanominuto, ok? Quindi il tempo di un passaggio televisivo, cinematografico e poi scomparsi, perché comunque lo studio premia, perché nel fare recitazione ma anche il canto la base per poter arrivare poi all'obiettivo finale è quello dello studio, nel canto la musicalità, l'impostazione, la timbrica, la metrica, sono tutti elementi che poi ti portano a diventare
un artista serio, un artista che ha dietro le spalle delle basi musicali, delle basi cinematografiche di recitazione, che comunque poi ti spalancano le porte. Quindi ritorniamo di nuovo al discorso di prima, cioè i talent, ok, benissimo, i talent, io sono per i talent, però allo stesso tempo i talent non devono essere il traguardo, ma il trampolino, perché da lì devono partire per poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo con studi approfonditi. È quello che ho visto che ha fatto il giovane Ottavio. Ma dicevamo bene prima con Ottavio, Raffaele ad esempio, un ragazzo, un giovane calabrese, quello che sta ad Amici, a prescindere come andrà l'esperienza di Amici, se sarà vincitore o meno, comunque è un'esperienza, rimane un tassello che si aggiunge al bagaglio culturale, ma non deve essere quella che poi ti ferma lì se le cose vanno male oppure no, devi avere la capacità di andare oltre. Bisogna reinventarsi, ma l'importante è studiare. Quindi Alessia, io ti mando un bacio grande e spero di vederti presto nel nostro studio di Ten e Lode. Un bacio alla tua piccola e soprattutto Alessia, in bocca al lupo per questa tua attività nel mondo della recitazione. Speriamo di vederti presto su un set, ok? Tienici aggiornata attraverso i tuoi social. Grazie Alessia. Giuseppe, io ho un po' di messaggini. Per Alessia prima che chiudo? No, per okay. Ottavio. Ciao Alessia, speriamo di vederci prossimamente. Ciao Alessia. Ottavio, un messaggio per te. Vai. Allora Ottavio, io ho 2 messaggi per te, te li leggo. Ottavio, un bravissimo maestro, preparatissimo, ma soprattutto dolce e amorevole con i suoi allievi, tanto potente nella voce quanto dolce con i bambini. Ti vogliamo bene, Cristina e Osvaldo. Grazie. Ci sono addirittura Grazie, firmati. sì, sono 2 miei allievi che li ringrazio, li saluto. Grazie. Poi ne abbiamo un altro, in amore non si vince niente. Grazie Ottavio per aver dato voce al mio cuore, mi chiamo Viviana e mio marito mi ha lasciato per un'altra donna. Così senza una spiegazione io l'ho lasciato andare perché tanto in amore, come dici tu, non si vince niente, ma ci si sceglie ed io ho scelto di lasciarlo appunto andare. In bocca al lupo per tutto Ottavio, sei un grande. Grazie. Ottavio, sono in pubblicità, quindi devo chiudere. Velocemente un in bocca al lupo ai tuoi ragazzi? Sì, un grande in bocca al lupo ai miei allievi, a tutti gli allievi della Voce Produzione e anche a Marica che dopo sentirete, è una ragazza E aspettavo proprio questa bellissima anticipazione, quindi mi raccomando non cambiate canale perché ancora ne sentirete delle belle. A tra poco. Bene, eccoci ritrovati con il nostro appuntamento domenicale. Grazie ancora a tutti quanti voi per non aver cambiato canale e noi siamo adesso in compagnia del nostro prossimo ospite che è Angelo Maiolini, che è venuto a trovarci nuovamente, devo dire, perché Angelo era stato già in trasmissione con noi, lui è un imprenditore digitale e tante sono state le domande che poi ci hanno fatto dopo questa puntata, dopo questo incontro con Angelo Maiolini, tante curiosità sul mondo dei social. Non so se ti sei fatta anche un'idea, visto che eri dall'altra parte, un'idea dei vari ospiti, chi usa i social, chi non li usa, come vengono utilizzati, la nostra social room, se ci vuoi dare anche qualche consiglio. No, per quanto riguarda la social room va bene, diciamo che per il momento va bene, poi se dobbiamo fare altro ci possiamo ragionare. Allora, Angelo, il mondo del digitale sta crescendo in maniera esponenziale, ecco, ancora di più in questo periodo. Com'è cambiata però l'utenza di questo mondo? Cioè, hanno fatto, come si vuol dire, il passo avanti, hanno avuto il coraggio poi di fare finalmente gli acquisti su internet. Dicevamo nella prima puntata, tante erano le paure. Prima sì, inizialmente diciamo che nella fase iniziale, specie in Italia comunque, bisogna abituarsi a questo nuovo mondo e l'italiano comunque ha reagito bene, dal mio lato, diciamo dal lato business digitale, ha reagito molto bene. Ha iniziato proprio grazie al lockdown, diciamo che ovviamente una pandemia globale che comunque ha coinvolto tutti, però dal punto di vista digitale è stata una forte spinta comunque del consumatore a spostarsi sempre di più sull'online e dall'altro lato quindi nascono tantissime nuove opportunità. Bene.
i nostri opinionisti, vado subito da Antonio, il mondo degli eventi, dello spettacolo, il cinema, come possono addirittura, hanno provato anche a vendere degli eventi online e soprattutto l'utilizzo dei social. Com'è andata, D'Amico? Com'è andata? Abbiamo capito che se non lavoriamo con i social non andiamo più avanti. Cioè io lo vedo anche in queste ultime settimane con gli interlocutori dei miei eventi, dove ti danno delle direttive di offline che io non ci capisco una mazza, offline, cioè i passaggi, le condivisioni e quant'altro. Quindi oggi dobbiamo vivere di questi strumenti, quindi dobbiamo farli diventare nostri, perché io credo che arriveremo ad una televisione che sarà una televisione social e non più la televisione... Sarà possibile, ecco, quindi la televisione smart già c'è. Quindi... Sì, già c'è anche i grandi canali televisivi, nonché altre piattaforme di intrattenimento, perché la TV principalmente fa parte del mercato dell'intrattenimento, va sempre più per un'esperienza one-to-one, si dice, quindi un'esperienza customizzata, dove chi dall'altra parte, quindi l'azienda, conosce già quelli che sono i gusti del consumatore, quindi del cliente, e gli va a proporre sempre contenuti pertinenti alla persona, in modo tale che la persona consumi ancora più contenuti. È un circolo vizioso. Quindi si va verso quella direzione. Ed una cosa molto importante che voglio dire ad Antonio, che gli eventi devono andare sempre verso il digitale, sempre più social, anche perché se tu pensi, l'evento in sé è l'unico... Quindi tu mi vuoi dire che ormai uno si gusta l'evento a casa propria? A breve sì, infatti nella pandemia ci sono stati dei casi in cui hanno fatto dei concerti completamente online con i visori in 3D. Mega concerti in America dove ci sono stati centinaia di milioni di visualizzazioni, centinaia di milioni di biglietti venduti. Voi pensate che per andare ad un concerto... Diciamo che lì con la fibra e con la linea forse viaggiano un po' meglio dell'Italia. Scusate, io questa cosa la rimarco perché molto qua di più. l'abbiamo visto con la DAD, molto di più, ci è bastato poco però c'è anche da dire che frizzati. C'è anche da dire che comunque un evento vissuto online ovviamente non è la stessa cosa, però coinvolge molte più persone. Tipo è stato un concerto fatto in America, però c'erano ticket comprati dalla Cina, dall'Italia, dall'Irlanda, dal Brasile, dal Messico, ognuno comodamente a casa propria a godersi questo concerto. Quindi... Quali sono, Angelo, mi chiedono alcuni amici di farti questa domanda, quali sono le tendenze in questo periodo? Cioè cosa si acquista di più attraverso i social? E in questo periodo particolare si è visto crescente il mercato del pet, cioè quello dell'animale. Molte più persone, ad oggi risulta anche dalle analisi che noi facciamo settimanalmente, perché non è che le facciamo ogni giorno, però ogni settimana vediamo un po' quelle che sono le tendenze di mercato, è in grandissima ascesa quello che è il mercato del pet, cioè si stanno vendendo tantissimi collarini personalizzati per gli animali, cuscini per gli animali, corsi per addestrare il cane, tutto venduto tramite l'online. Quindi questa è una tendenza molto molto forte. Un'altra tendenza forte è quello del home workout, cioè il fitness fatto in casa, gli attrezzi per fare gli esercizi in casa. Ne approfittano perché le palestre sono chiuse, è un trend andare a gennaio-febbraio in palestra e chi più ne ha ne metta e inizia a vendere quelli che sono attrezzature da Raimondo, fitness ci colleghiamo anche all'altro discorso che facevamo prima con lo sportivo. Cioè alla fine, ragazzi, dopo questa pandemia le persone ne usciranno con dei risvolti anche da analizzare, cioè se uno poi acquista lo strumento per fare sport a casa sicuramente gli manca il professionista, no? il personal trainer che ti segue, però quel piccolo allenamento per quello che magari andava a fare in palestra, se lo fa a casa, può essere una minaccia per chi ha la palestra, per il gestore della palestra? Potrebbe anche esserlo, perché gli esseri umani per lo più vanno per abitudine e quindi se uno si abitua su una cosa di questo tipo e poi continua e si trova anche bene, potrebbe anche esserlo. Però essere seguiti da una persona competente, da un professionista, sicuramente ha dei grossi vantaggi, perché molte volte si fanno gli esercizi in modo sbagliato. Sì, questo è Per vero. esempio, una delle difficoltà che ho trovato a livello personale quando ho fatto le lezioni online era quello di poter osservare gli allievi che mi facessero i movimenti nel modo corretto senza farsi del male. Sì. Perché una postura sbagliata può causare poi problemi. Sì, può portare danni piuttosto che benefici. Vincenza, cosa dicono i nostri social?
Ma guarda Giuseppe, in realtà tutti quanti stanno spingendo in questo momento per trovare un punto di incontro tra quello che è lo sport e quello che è il mondo proprio del virtuale, quindi il mondo di internet, e abbiamo tanti commenti che vanno in quella direzione. Addirittura c'è chi ci chiede perché non inseriamo, pensa tu che richiesta, questo è particolare, perché non inseriamo un piccolo spazio, magari anche, non so, usufruendo in questo caso del nostro maestro di yoga, proprio per far vedere quali sono gli esercizi che i nostri video ascoltatori, spettatori possono in qualche modo poi ripetere a casa per mantenersi in forma. Quindi effettivamente è una richiesta questa che forse alla quale dovremmo anche dar seguito. Sì, sicuramente, però io spero che, di cuore che ripartono comunque le palestre, le strutture che fanno questi tipi di servizi, soprattutto per una questione di investimenti, ragazzi. Cioè, tanta gente aveva acquistato prima della pandemia attrezzature per le proprie palestre e poi dopo si è ritrovato non solo con la palestra chiusa, senza allievi, senza corsisti, ma con le rate e i leasing da pagare delle attrezzature. Cioè, è questo che sicuramente il mondo dei social, per carità, hanno il loro mercato. Però Angelo, se tu mi dici queste cose, io ti faccio una domanda. Allora, dove andremo a finire? Tutte le attività commerciali, se non si adeguano, rischiano di chiudere? Ci può essere questa... Sì, no, non è che ci può essere, rischiano di chiudere, è stimato che nel 2040 il 90% del commercio verrà fatto online. Cioè, se ad oggi solo qualche supermercato è rimasto beni aperto, di prima necessità, beni di prima necessità. I beni di prima necessità sono diversi e si stanno adattando anche loro, vedi nelle grandi città il delivery fatto a casa, anche della spesa, fatto con Amazon o con i grandi supermercati che comunque ti permettono tramite un'applicazione mobile di fare la spesa da remoto e anche di scegliere l'orario. Cioè, è finita la passeggiata quando si dice andiamo a fare shopping, andiamo a fare shopping online, dobbiamo aggiungere? Sì, direi di sì. Infatti un consiglio per chi comunque ha attività tradizionali, non chiamiamole offline e online, è proprio quello di non puntare solo alla vendita, ma di puntare all'esperienza. Quindi l'esperienza di acquisto che vive un utente nel proprio negozio. Infatti quello che viene acquistato sempre meno online rispetto all'offline sono i beni di lusso. Perché il bene di lusso viene più acquistato nell'offline in modo tradizionale? Perché vivono un'esperienza in negozio, gli viene offerto lo champagne, c'è il commesso dedicato, gli viene offerto la poltrona e gli fanno vivere tutto quello che è comunque un'esperienza anche dal tessuto, fino ad arrivare poi all'acquisto. Invece se vai a vendere quello che è un bene comune, le persone ad oggi, e sarà sempre di più così la tendenza, preferiscono acquistarla comodamente da casa. Quindi stiamo andando anche verso una direzione che va diciamo, a sopperire quelle che sono le problematiche normali, come io devo provare l'occhiale o devo provare la scarpa prima di acquistarlo, perché sta entrando quella che è la realtà aumentata. Tramite la realtà aumentata sugli smartphone tu ti puoi provare l'occhiale, ti puoi provare la camicia, ti puoi provare la scarpa. È finita, ragazzi. Quindi andiamo sempre di più verso... Antonio dice non è la stessa cosa. Ecco, sicuramente non è la stessa cosa, però tu devi andare sempre verso la comodità del cliente. Cioè il progresso è accompagnato a quello che è la comodità del cliente. Cioè si basti pensare a un bel po' di anni fa, quando comunque si andava a zappare, tra virgolette, la terra a mano, poi hanno usato i buoi, poi fino ad arrivare comunque all'invenzione dei trattori, alla meccanica, quindi si va sempre al comodo. Però non vorrei essere no, questa è l'innovazione, dico, l'innovazione io sono per l'innovazione, io credo nella tecnologia, qualsiasi cosa che sia di tecnologico per me va benissimo perché vivo in questo mondo, però credo che questi studi, questi dati scientifici che tu porti del 2040-2050 siano basati su un mondo totalmente diverso che era quello di prima. Sì. Un mondo che andava verso la velocità e verso il tempo zero. Quindi cioè, eravamo abituati a fare miliardi di cose, di non stare mai a casa, sempre in giro, in movimento tra lavoro e quant'altro, quindi l'online era uno strumento, visto come uno strumento importante per recuperare tempo, fare spese e via discorrendo. Ma siccome dobbiamo vedere
calarci nella nuova ottica della nuova normalità, perché comunque noi ritorneremo ad una normalità non a breve ma nel tempo, ok? Quindi credo che passando tantissimo tempo a casa, se c'è la possibilità, pure io stesso lavoro metà in smart, metà in presenza, quindi avendo la possibilità di poter uscire, uno approfitta e va ad acquistare in un negozio. Quindi credo che vada a diminuire quella voglia di acquisto online. Almeno io la vedo in questo modo, poi non so gli studi di marketing e quant'altro che ci sono. Ad oggi questa cosa è un affiancamento del modello d'acquisto, nel senso che tu oggi va bene, magari preferisci acquistare nel negozio fisico, ti piace l'esperienza del negozio fisico, acquisti nel negozio fisico. Però ad oggi è ancora vista come affiancamento, nel senso che oggi vai a cercare online un prodotto prima di acquistarlo, magari lo compri nell'offline, ma già che lo stai cercando online, il tuo interesse già lo poni nel digitale. Puoi avere un confronto prezzi online rispetto che al negozio fisico, capisci che i vantaggi sono molteplici e in più puoi farlo quando vuoi, non devi per forza uscire, quindi se hai per curiosità proprio la voglia di approfondire su un determinato prodotto, vai su Google, come fanno tutti quanti, o sulle varie piattaforme e cerchi un determinato di prodotto, te lo studi, confronti i vari prezzi, se vedi che effettivamente ti conviene, alla fine o lo compri online o lo compri offline ma affiancato dall'online, un domani sarà completamente online. Proprio per online, quindi lui non è d'accordo. No, si arriverà, ma anche perché... ma si arriverà un attimo solo. Allora, sono sicuro che Antonio, si arriverà perdonami perché poi abbiamo la pubblicità. Allora, amici dei telespettatori e amici dei social, soprattutto, altrimenti Angelo... aspetta. Guardate che è stata un'impresa portarlo qua, perché quando gli ho detto la televisione, sì, ma noi i social, noi siamo facciamo su Skype. Noi abbiamo i nostri social room, cioè la nostra social room, Angelo, cioè, sì. Poi ci darai delle dritte anche su questo, però amici, fate tutte le domande che volete attraverso Vincenza Gallo. Io vi faccio ascoltare un attimo un altro brano con Alex e poi ritorniamo sulla tematica principale che è l'impresa e i social. Fantastico. Alex. Giorni compro il giornale, non solo per il cinema e lo sport, ma anche per cercare un monolocale, senza pure tutti i comfort, perché voglio portarti in una casa e dentro un letto bene insieme a te. Viviamo da piangere, vendesi e 8 milioni per anticipo, soltanto vendesi, mi sembra quasi impossibile. Non t'ho detto ancora che mio zio l'appartamento non lo presta più, lui ha vergogna della portinaia, non posso fargli certo un occhio blu, mi spiace tanto amore senza casa, mi spiace soprattutto sai per te, maledettissimo zio, taccagno ingrato ed ipocrita, sono tutti vendesi, nemmeno un buco per affittarsi.
Abbiamo ovviamente parlato di marketing, Giuseppe, quindi ci stava. Grazie Alex, ma sai perché stavo ridendo io? Perché poi vedi Antonio come è social, prendilo un attimo col cellulare durante la trasmissione, lui che scrive a tutti, lui che Ma io devo controllare tutti i miei canali, io ne ho più di uno. deve controllare. Angelo, è quello che pensavo. Poi sono i primi, no? Non ci crede tanto, ma però non poi... ci siamo capiti in quello che dicevo io prima. Io sono per l'e-commerce, ok? Però credo che non dobbiamo dirottare il mondo solo a questa formula. Beh, certo, okay? ma questo l'abbiamo detto dalle prime puntate, anzi tuteliamo i nostri produttori locali, i nostri commercianti. Entrare in un negozio, prima il dottore faceva l'esempio dei grandi marchi, delle grandi griff, dove tu entri, sei coccolato, hai il tuo commesso personale. Mi capita spesso quando vado su Roma o Milano per fare delle lui è uno delle grandi di andare in questi negozi. Roma, Milano e Cosenza? Non ce ancora l'hai? su Cosenza non abbiamo proprio quei generi di negozi, perché non abbiamo le maison, non abbiamo. Ecco, adesso Vincenza è entrato nella parte come domenica scorsa, ecco, era chef, polemico, pasticcere. Però c'è da dire che abbiamo Cosenza che ormai è l'emblema della Calabria, perché alzo le mani, io vengo dallo Ionio, Cosenza rappresenta la città calabrese mitteleuropea, è l'unica che dà una dimensione di Italia e di Europa rispetto a tutta la Calabria, quindi su questo alzo le mani, perché comunque viviamo in una città che va oltre. Abbiamo anche, non noi a Cosenza, dico in generale, ovviamente questa è una mia riflessione e ne approfittiamo con il nostro ospite, il contatto umano, ragazzi, quello secondo me è, ecco cosa si I social quello non ce lo potranno mai dare. Esatto, però questo ricordiamocelo, Giuseppe, perché è una cosa importante. E ne parliamo proprio in questo tema con Angelo Maiolini. E se tu mi permetti, Giuseppe, perché mi hai dato lì là anche questa volta, parlando di contatto umano, cerchiamo di fare questo bellissimo sposalizio poi con il mondo social. È appena arrivata una richiesta, io la giro subito al nostro Alex. Sono un insegnante della De Matera, mi chiamo Filomena, oggi è il compleanno di una mia carissima amica e collega, Maria Arena. Possiamo chiedere al nostro Alex di fare gli auguri in diretta qui a Tennellode con una canzone? Ma certamente, Alex, li facciamo subito? La signora è in linea? Sì. Perfetto, vai, gli auguri. Tanti auguri. Aspetta, come si chiama? Maria Arena. Vedi quanto mi siamo scrivono social anche quegli interattivi, amici noi, in diretta proprio. Marinella. Vai, sì, vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Marinella, tanti auguri a te. Grazie Marinella, Auguri, tanti Marinella. auguri, grazie per aver telefonato alla... Dottor Greco, però non vorrei passare per quello che non crede nei social o Assolutamente no. Cioè, le dico che attualmente lei è nel mondo dello spettacolo, gli investitori se non hai social non investono, quindi dobbiamo investire per forza su quello. Ma sai perché? Perché... Scusami, fammi lanciare il tema, ecco. Vai. Così ti lascio. Parliamone proprio adesso nel tema che avevamo proprio deciso di parlarne in questa puntata, cioè l'impresa e la digitalizzazione per le aziende. Prego Maiolini. Allora, l'investitore cerca anche la parte social, perché la parte social ti permette quello che si chiama leva. Praticamente che cos'è una leva? Allora, noi siamo qui in trasmissione, ok? Ognuno di noi sta spendendo il proprio tempo, le proprie energie qua, in questo momento. Quindi noi stiamo svolgendo un'attività. Registrando e mettendo quello che è la nostra attività di questo momento online, noi abbiamo generato quella che è una leva, perché le persone possono vederselo comodamente in differita da casa. Quindi capisci che stiamo lanciando e facendo girare questo messaggio più volte e noi non stiamo facendo niente, perché l'abbiamo fatto una volta, quindi è moltiplicato per quante volte viene visto. La forza del social è questo. Social affiancato ad impresa è proprio questo. E andare ad impostare quella che è un business leva tra impresa e social e digitale è molto importante, perché un e-commerce è aperto H24, 2, le pubblicità sono in espansione, quindi se io apro un negozio in Corso Mazzini
ho come utenza il bacino di Cosenza. Invece aprendolo online potenzialmente avrei tutto il mondo, quindi la mia espansione, io da imprenditore preferisco avere più clienti possibili perché l'obiettivo di un imprenditore è vendere e fatturare, quindi automaticamente io ho una leva maggiore, quindi l'affiancare il digitale all'impresa non è che il digitale è un male, ma bisogna capire come renderselo amico. Quindi il social di base è un elemento fondamentale oggi e non si può più diciamo, nascondere questa cosa. In più nascono sempre nuovi strumenti e nuove professioni, perché se non sbaglio il Sole 24 Ore ha detto che c'è un 30% di non occupati, ma non perché manca la forza lavoro, ma perché mancano le competenze. Oggi le competenze sono diverse perché vanno nel digital marketing, cercano persone che sono competenti in Google, persone che sono competenti in Facebook advertising, persone che sono competenti in email marketing, persone che sono competenti in grafica, persone che sono competenti in altri ambiti rispetto a ieri. Perché il mercato sta cambiando, quindi le imprese devono cambiare, altrimenti sono destinate a morire, tra virgolette, cioè una brutta cosa da dire, ma è così perché il mercato cambia e il modello d'acquisto muta. Le persone vanno sempre di più online, vuoi per necessità personali, vuoi per necessità commerciali. Quindi l'impresa deve poter essere presente con la propria offerta perché la domanda non è più nell'offline, ma sempre di più nell'online. E un'altra cosa molto importante che voglio aggiungere. Ieri si pensava domani apro un bar, apro un ristorante, faccio il negozio. È una cosa che sottovalutano in molti, no? È proprio questo, cioè che differenza c'è tra un'attività online e un'attività offline? Che prima per aprire un'attività offline, un negozio, dovevi investire 30, 40, 50 mila euro. Ok, perché comunque devi prendere il locale, devi preparare il locale, devi comprare la mobilia, devi pagare i dipendenti, devi fare una serie di cose per avviare il proprio negozio. Spendi 30, 40, 50 mila euro. Oggi per avviare un negozio online, un e-commerce, un'attività di e-commerce, puoi iniziare anche con 1.000 euro. Quindi leva e rapporto costo-beneficio tra attività tradizionale e attività online è completamente diversa. Quindi io invito comunque le persone ad approfondire questo mondo, perché se una volta ci volevano 50.000 euro per diventare un imprenditore, ad oggi anche con 1.000 euro puoi iniziare quella che è la tua attività online, con strumenti che praticamente hai sul telefonino. Io stesso insegno questa materia e ho avuto casi, studenti che comunque hanno fatto ottimi numeri, e in più ho avuto dei casi straordinari, come c'è una signora che si chiama Viola, che praticamente lei è una mamma e ha avviato la propria attività online con app da smartphone. Bene. È una cosa fantastica. Qualcosa che bisogna continuare ad approfondire, Sì. Sicuramente quando Angelo abbiamo deciso di fare una rubrichetta proprio dedicata ai social. Per io la vi devo gioia lasciare di D'Amico. Per la gioia di Per la D'Amico. gioia di D'Amico, io vi devo lasciare con la pubblicità, il TG Flash, siamo categorici in questo stacco pubblicitario, quindi Angelo è stato un piacere. È stato davvero un piacere averti nuovamente con noi, ritorna a trovarci e soprattutto a dare tante info gratuite poi, come vedi, ai nostri telespettatori. Grazie, rimanete con noi, a tra poco. Bene, eccoci nuovamente insieme con l'ultimo blocco di Ten e Lode, una domenica, devo dire, abbastanza... è trascorsa velocemente, è vero Alex, Vincenza? Cioè, è volata. Velocissimi. Il tempo vola. Il tempo vola. Quando si sta bene, Giuseppe, vedi, il tempo vola. Antonio, com'è andata? Sta scrivendo sui social, guarda. No, sta scrivendo No, sui io social. alle 17 purtroppo ho una prassi, devo controllare come va l'andamento il della... TG Flash di Ten deve come controllare. va la questo. situazione. Facevo dei conteggi, sembra che la situazione Va bene? è altalenante comunque, anche se i casi sono di meno rispetto a ieri, però Cosenza è di nuovo risalita sul numero, sui 3.770 siamo ritornati ai 3.829. Bene, male, in un certo senso, bene, male. Appunto. Quindi bisogna non abbassare mai la guardia, come abbiamo detto, stare sempre attenti e
soprattutto speriamo che questi vaccini, a me quello che preoccupano solo un po' sono i vaccini, speriamo che si sblocca questa Io situazione mi dei auguro vaccini. che arrivino al più presto. Notizia però confermatissima è che da domani saremo in zona gialla, giusto? Sì, siamo in zona gialla. Che non vuol dire, Non vuol D'Amico, dire libertà. abbassare la guardia e liberiamoci tutti assolutamente, quindi mi raccomando. Non vuol dire anche andare mi pare i ristoranti chiudono comunque alle 18, Sì, alle c'è 18, solo l'asporto poi fino c'è- alle 22. Si può pranzare però nei ristoranti, quindi saranno aperti solo a pranzo. E a proposito di food, io mi devo collegare velocemente con il presidente del FLAG Borghi Marinari dello Ionio, il dottor Cataldo Minò. Mi create il collegamento un attimo con il presidente Minò? Eccolo qua. Presidente, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Un piacere averla qui con noi, soprattutto perché lei ci deve dare una notizia importante. Io l'ho tenuta fino alla fine questa cosa ancora come una sorpresa, diciamo, ecco, se le cose vanno piano piano, come ha detto lei, vanno per la strada giusta, possiamo avere anche un ottimo risultato. E di che cosa stiamo parlando? Io non ne ho parlato nemmeno con i nostri opinionisti ancora, della possibilità di pescare la sardella, ma in questa fase solo in maniera sperimentale. E a che cosa ci potrà portare questo in seguito? Presidente Minò. Allora, come voi sapete, la sardella che non si può pescare, quindi è illegale la pesca e la commercializzazione. Noi abbiamo insieme alla Regione e al Ministero, Giuseppe, scusate, Vi sentiamo a tratti, Presidente. Allora ripristiniamo un attimo la linea col Presidente Minò e poi ritorno subito dopo da lui. Intanto io vi faccio ascoltare la voce bellissima di Marica Timpone nell'attesa che ripristinano il collegamento con il dottor Minò. Prego, a voi Marica Timpone, dalla Voce Produzione. Giuseppe. I heard there was a secret chord that David played to please the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Your faith was strong, but you needn't proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Bravissima, un applauso anche alla nostra Marica Timpone. Grazie per essere stata con noi, Grazie a Marica. voi. E noi andiamo avanti, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con il dottor Minò. Pronto? Eccoci. Ecco, adesso la sentiamo bene. Allora, dicevamo, la sardella si può pescare in questo momento, ma solo in maniera sperimentale. Esatto, Giuseppe. Per un uso sperimentale, ecco, per un uso sperimentale. Parliamone. Per la verità, ancora siamo nella fase di selezione delle che dovranno fare questa ricerca. Per cui, se tutto va bene, dal 2003 si potrà commercializzare la detta a Cosenza Rosa Marina. Bene, quindi ad oggi, perché io leggevo, Presidente, c'è stato un bando sui pescatori, anzi magari se può essere una mano amplifichiamolo, diciamole queste cose, hanno fatto domanda attraverso questo bando circa 100 pescherecci, 100 comunque pescatori, ecco, per pescare questa sardella e il bando prevedeva un contributo, mi pare, di 500 euro, giusto? Allora, la facciamo così. Trattandosi, ovviamente, il numero di imbarcazioni è limitato, quindi coloro i quali hanno potuto ad effettuare questo tipo di pesca, cioè hanno regolare licenza, questa prima fase non e siccome la sardella non potrà essere commercializzata, noi a coloro i quali effettueranno queste battute di pesca, a 10 a imbarcazioni, daremo un contributo, cioè sarà un rimborso spese. Questo perché non commercializzando la sardella, ovviamente gli ripaghiamo i costi che sostengono la giornata lavorativa, diciamo. Dopodiché questa sardella pescata verranno fatte delle schede, quindi verranno utilizzate queste schede per elaborare dei piani di gestione che dovranno dare via libera poi alla pesca regolamentare. Presidente, ma se hanno fatto domanda circa 100 pescherecci, io immagino che ce n'erano altrettanti, non penso che erano solo 100 le imbarcazioni. Ma guarda, parecchie imbarcazioni che prima, comunque della piccola pesca che prima c'erano, adesso anche la pesca ha subito cioè per via della crisi ha subito comunque una perdita di unità di pesca, quindi c'è stato un calo anche nella pesca del 25-30%, poi a seconda delle zone, però anche la pesca ha risentito di questo. Io prima seguivo Maiolini, insomma, a proposito della rete, insomma, del digitale. Noi anche esatto, qua parliamo di forza lavoro, almeno per quanto riguarda la pesca parliamo di forza lavoro reale, però è chiaro che anche quel settore noi cerchiamo di dare un sollievo ai pescatori, cioè cerchiamo di accorciare la filiera, di utilizzare i metodi del digitale per accorciare la filiera, per creare valore aggiunto. Quindi diciamo sono cose che anche noi cerchiamo di digitalizzare, di utilizzare nella pesca, anche per esempio la tracciabilità, che è una cosa molto importante, no? I consumatori oggi vogliono sapere che tipo di pesce pescano, dove è pescato, con quali attrezzi è pescato. Questo noi riusciamo a farlo bene attraverso questi, addirittura qualcuno ha iniziato a usare il blockchain per certificare la provenienza del pescato, quindi è un'interazione interessante. Magari domani si potrà fare una sardella, perché se verranno date delle quote e quindi dovrà essere necessariamente tracciato tutto il pescato, tutto quello che viene fuori, sarà interessante magari unire le due cose.
Presidente, abbiamo una domanda per lei da amico. Allora, parliamo di salvaguardia dell'ecosistema marino con questo dispositivo della Regione Calabria che autorizza, tramite autorizzazione avuta a sua volta dal Ministero, da Roma e dal Governo, per effettuare il pescato del novellame in maniera sperimentale, dando un numero maggiore di 6... Mi corregga se dico qualcosa di sbagliato, 6 unità che possono, diciamo, ad ogni porto, ad ogni area prestabilita, quindi un numero di 6 imbarcazioni, se ho capito male nel leggere un po' il comunicato della Regione Calabria, a poter fare questa pesca in modo sperimentale, dove dovrebbe arrivare a certificare che il pescare il novellame non va a deturpare poi l'ecosistema del nostro mare Ionio e Tirreno, giusto? Allora, giustissimo, allora separiamo le due cose. Allora io intanto la battaglia che noi abbiamo fatto è questa, cioè fermo restando il discorso della blue economy, della sostenibilità ambientale, la salvaguardia dell'ecosistema marino, quindi in questo settore la Regione Calabria ha fatto e sta facendo degli importanti investimenti, ha fatto dei bandi mirati sulla biodiversità e addirittura sul posizionamento di dissuasori per lo strascico e che quindi salvaguardano la flora e la fauna marina. Certo. Quindi questo è un passo che è stato fatto. Noi nel tempo abbiamo portato avanti questa tesi. Siccome la sardella è la pesca della sardella è una attività che si fa da sempre. Sulle coste calabresi è stata sempre pescata, quindi assume anche un valore identitario, culturale, cioè non è tanto la quantità, anche perché voi avete idea delle barche che vanno a pescare la sardella, cioè in Europa c'è magari una convinzione, come sono abituati a vedere i banchelli del mare del nord, 50, 100, 150 metri, che effettuano pesca per mesi a stagione, magari loro pensano che la pesca di sardella sia anche un'attività di tipo massivo, cioè una pesca intensiva. In realtà non è così. Cioè, sono piccole imbarcazioni di 5 metri, di 6 metri, con 2-3 pescatori che effettuano questa pesca stagionale, quindi in un periodo dell'anno che generalmente è da gennaio a marzo, è lo stesso periodo interessato dalla ricerca. Quindi noi siamo convinti che questo non, come ha detto lei, non deturpi l'ambiente marino, sia una pesca sostenibile, e per fare ciò abbiamo portato avanti un discorso in collaborazione con i tecnici della regione, con la parte politica, ci siamo rivolti al Ministero, all'Unione Europea, a tutti, e siamo arrivati quindi a questa sperimentazione che dovrà dimostrare che noi abbiamo finora sostenuto. Ma il numero delle imbarcazioni già sono stati definiti? Tipo, parliamo dell'area marinara di Cariati o l'area marinara del porto di Corigliano Rossano, quindi già... Allora, no, non sono stati definiti, cioè adesso il bando prevede... Allora, c'è una società di ricerca scientifica che è stata selezionata dall'altro della regione, quindi un ente di ricerca che stabilirà insieme alla regione il numero di barche. Finora noi sappiamo la quantità di uscite, che saranno 10 per ogni imbarcazione, quelle 6 che diceva lei, 6 sullo Ionio e 6 sul Tirreno, e dovranno effettuare una decina di uscite a testa. Capito. 10 uscite a testa più o meno. Adesso, in base al numero di barche, se poi ne fanno 5 uscite e le barche raddoppiano, se ne fanno 10 ciascuna, io questo non lo so e dipenderà da cosa deciderà. A questo punto bisogna parlare anche con la Regione Calabria, con l'assessore a ramo, credo. Con l'assessore Gallo, che Con abbiamo già l'assessore avuto Gallo, ospite. quindi speriamo di rinvitare. Con la parte politica e con la parte tecnica, perché essendo un protocollo per la ricerca scientifica dovrà essere validato, quindi insieme loro
decideranno cosa fare. Noi come flag, noi siamo 4 flag, siamo a disposizione della regione per mettere, per mettere in moto il meccanismo e per portare a buon fine questa iniziativa. Però è ancora distante, ecco, la possibilità di commercializzarla, come? Giuseppe, non è molto distante, perché sono 2 stagioni di ricerca e dalla terza stagione, quindi se tutto va bene, si pescherà. Quindi se pensi al periodo che siamo stati fermi, che sono circa 10 anni, quindi 3 anni non sono tanti, sono 2 stagioni, alla fine sono 2 mesi, il 2021 e 2 mesi il 2022 sarà. Anche perché, Presidente, se non ricordo male, ci sono dei paesi che addirittura portano l'insegna città della Sardella, paesi della Sardella, venivano anche identificati per questi, proprio per questo novellame. Ma la nostra, lo scopo nostro non è tanto il valore economico, perché certo, il valore economico rispetto al, come dire, rispetto al valore del pescato generale è poco, però è importante perché può creare turismo, può creare ingresso e intanto sicuramente viene fuori tutto questo, praticamente tutto questo sommerso, chiamiamolo così, ma... Vabbè, il sommerso c'è perché comunque viene pescato, lo sappiamo, però comunque io prima, perché mi voglio collegare, ho fatto il nome di 2 porti, di 2 realtà dello Ionio, perché comunque il Bianchetto o la Rosamarina o la classica sardella nostra calabrese è più conosciuta nell'area ionica anziché sull'area tirrenica, quindi viene identificata su alcune parti della costa ionica. Non faccio il nome per legarmi al discorso che faceva prima Giuseppe, ci sono delle cittadine che nell'insegna di benvenuto in città danno il nomignolo, l'appellativo città della Sardella, ok? Quindi comunque mi riallaccio anche al suo discorso di fare anche un programma di tutela, ma allo stesso tempo anche di promozione territoriale, perché comunque fa parte del nostro patrimonio regionale la Sardella. Quel paese che dite voi fa delle sagre che sono arrivate oltre la 60ª edizione o 70ª, quindi sono almeno 70 una sagra della Sardella, quindi per dire da quando esiste questo tipo di pesca. Quindi io noi vi facciamo allora, Presidente, un in bocca al lupo, perché poi siamo in chiusura, quindi speriamo che con i flag riuscite a portare avanti, ecco, definiamo la battaglia in un certo senso, ma portare a casa questo risultato, perché poi alla fine se si può commercializzare, tanto come stavo dicendo anche tra le righe Antonio, anziché venderla in maniera esatto, in maniera sotto banco. A tal proposito, prego Presidente. No, io volevo solamente fare anche un ringraziamento alle forze dell'ordine che giornalmente comunque cercano di far rispettare la legge e cercano di fare il loro lavoro, e un appello ai pescatori affinché collaborino con la Guardia Costiera, soprattutto perché la Guardia Costiera lavora anche per la sicurezza in mare dei pescatori e comunque di tutti coloro i quali vanno a mare, quindi spesso si creano questi contrasti, a mio avviso anche perché magari a volte la cattiva tutti, informazione oppure passa un messaggio per un altro, ecco, ripetiamolo, non si può pescare la sardella per essere commercializzata, c'è una fase sperimentale che si sta provando attraverso il flag, quindi mi raccomando pescatori, se no prendete anche una multa giustamente dalla Capitaneria di Porto, quindi è inutile fare poi liti che non servono. Bene, grazie Presidente Minò per essere stato con noi, noi la invitiamo a venire poi in studio, magari faremo un tavolo di confronto con la Regione Calabria, anche per capire gli altri che hanno fatto domanda e cosa ne avranno, insomma, perché non penso che con quella cifra che hanno stanziato ce la fanno per tutti. Va bene, Presidente, quindi avremo il piacere di averla con noi in studio e ne parleremo meglio, d'accordo? Grazie a voi, piacere mio, grazie. Grazie Presidente. Vincenza.
Ti ho visto abbastanza impegnata con la social room. Sì, sto cercando in verità anche di contestualizzare un pochino, perché credimi Giuseppe è un continuo, quindi ne arrivano tanti, vuol dire che la nostra social room piace e di questo insomma io ne sono particolarmente contenta. Allora, per quanto riguarda invece quello che abbiamo discusso finora, quindi con il nostro ospite via Skype, molti chiedono in realtà, riportando anche le parole di D'Amico, no? Se questa sorta di pesca possa in qualche modo andare ad incidere sull'ambiente, sull'habitat marino, però insomma abbiamo dato seguito anche alle risposte. Il dottore è stato molto chiaro, anche perché Assolutamente. c'è questo incipit della regione, questo studio sperimentale proprio per dimostrare Esatto. che la pesca del novellame non possa, diciamo, creare danni all'ecosistema marino. Ne riparleremo, soprattutto ne riparleremo con tutti voi, perché siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, quindi grazie per averci seguito, ringrazio ancora tutti i nostri cameraman, gli addetti ai lavori e soprattutto i nostri opinionisti, da Antonio D'Amico al nostro caro Gennaro Di Pace e Raimondo. Perdonami, scusami Raimondo, grazie ad Alex, Vincenza Gallo con la social room, Grazie tutta a te la regia, Giuseppe e a tutti i nostri cameraman. i nostri A domenica telespettatori. prossima. Grazie per essere stati con noi.